Noi, uso un brutto termine, Presidente, romperemo le scatole da questo punto di vista, ma romperemo le scatole affinché quel fattore tempo, che non è stato effettivamente un elemento di successo negli ultimi 24 mesi, noi sul rispetto dei tempi dovremmo essere ossessivi. È il neopresidente di Fondazione Cortina a ribadire una volta per tutte l'elemento cruciale dell'operazione Olimpiadi, tanto più ora che nasce ufficialmente con le firme notarili il braccio operativo che si occuperà di organizzazione e promozione dell'evento, in connessione con gli enti pubblici e la società infrastrutturale. Già, le infrastrutture e le opere, croce e delizia del percorso verso il 2026. Innegabili, spiegano tutti gli attori in campo, che senza le Olimpiadi non ci sarebbero stati oltre 1 miliardo di investimenti nel bellunese. Non avremmo ad esempio portato a casa la bretella di collegamento dell'aeroporto con la ferrovia, ma se non avessimo le Olimpiadi non parleremo di quasi 280 milioni di euro del finanziamento della variante di Longarone. Se non avessimo le Olimpiadi non avremmo i 300 milioni di euro, perché li abbiamo, per la variante di Cortina. Altrettanto innegabile però che si sia perso troppo tempo e non solo per la pandemia, e a quest'ora si aggiunge il rincaro materie prime come un incubo sui cantieri. Bisogna realizzarle queste opere perché al momento purtroppo sono ancora sulla carta. Io mi auguro veramente che ora, con una struttura commissariale che possa velocemente portare avanti questi progetti, si riescano ad appaltare, nonostante il problema legato all'aumento dei costi, riusciamo a vedere queste opere pronte per le Olimpiadi, perché questo è il grande obiettivo. Noi dobbiamo farcela ancora una volta, visto e considerato che abbiamo dimostrato sempre che il colpo di reni funziona. Tra le opere legate strettamente all'evento sportivo c'è il contestatissimo intervento sulla pista di bob. Dibattito deprimente, lo definisce Zaia, commentando poi un video postato dal sindaco di Cortina sulla sua pagina Facebook e realizzato da Paolo D'Amico. Immagini che mostrano la struttura come è ora, a 4 anni dall'evento. Siamo in presenza di un cadavere eccellente, di un sito degradato, di un sito che dovrà essere bonificato, e per bonificarlo ci vorranno 10-15 milioni di euro. Si sa che se avessimo dovuto andare a Innsbruck, come qualcuno sosteneva, perché bisogna fare le Olimpiadi sicuramente sostenibili ed economiche, ci avremmo dovuto mettere sopra altri 30 milioni di euro, quindi 15 di bonifica, 30 per andare a Innsbruck, cosa fa? 45 in matematica. Con 60 ce lo portiamo a casa nuovo, ma con un piccolo vantaggio, che è l'unico bob paralimpico, quindi garantiremo a tutti gli sportivi di poter utilizzarlo. Io ho chiesto con una lettera al CIO di inserire la disciplina bob paralimpica come disciplina olimpica.